il futuro sarà di energie congiunte, rinnovabili, nucleare, idrogeno e anche i biocarburanti. Ormai il nucleare, che è la tecnologia la più sicura al mondo, siamo stati tutti scottati da Chernobyl ed altro, ma le nuove generazioni di generazione nucleare hanno livelli di sicurezza altissimi. Porto Marghera è un sito che può essere ovviamente utilizzabile anche per questo, data la sua vocazione industriale e data la sua accessibilità al porto e quant'altro. Quindi la storia ritorna poi alla fine. A margine del Venice Hydrogen Forum all'Hilton alla Giudecca, Renato Brunetta candida Porto Marghera, come fece anche il sindaco Brugnaro, tra i siti che potrebbero ospitare un reattore nucleare di ultima generazione. A spingere c'è anche la linea di governo, come ha sottolineato il ministro dell'Ambiente, anche egli presente al forum. Un'energia pulita, senza emissione, è l'energia nucleare. Parlo di fissione di terza generazione avanzato, di quarta generazione, parlo di piccoli reattori. In questo momento abbiamo un mandato di ricerca e sperimentazione, stiamo procedendo con la definizione del quadro giuridico, che è fondamentale, per tenerci al passo. Non solo nucleare però, Porto Marghera potrebbe anche essere un hub per l'idrogeno. Venezia è baricentrica da questo punto di vista, perché è l'hub di penetrazione verso il nord Europa. Da sempre è così e lo può essere anche sull'idrogeno. Negli Novecento è nato il polo industriale di Porto Marghera, zinco, piombo, rame, alluminio, cantieristica e petrolchimica, che hanno fatto la storia industriale del Novecento italiano e forse europeo. Adesso potrebbe essere che la storia dell'idrogeno si fa a Venezia. Più critico invece sui motori elettrici il ministro. Quando nel 2019 l'Unione Europea ha detto che al 2035 dovevano esserci solo motori elettrici, ha detto un'idiozia. Ha fatto un provvedimento che è un'idiozia. Uso questo termine, lo dico, io mi sono occupato di automotive tutta la vita e dico che io sono convinto che al 2035 il motore elettrico sarà il motore principale. E sarà il motore principale perché ha 7 volte i pezzi in meno, è più facile da fare. Ma quando dico principale avrà il 50, 60, 70% del mercato. Cioè non è logico che la politica, che io, fissi il vincolo alla tecnologia che il ricercatore, l'esperto, lo scienziato mi dà.